Buongiorno da Adria, Polesine Cultura da gustare, un format dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria per la promozione dei territori. Quest'anno il focus era teatro ed enogastronomia nella storia e nella cultura del Polesine e del Veneto. Entriamo nell'atmosfera di questo evento che chiude la 15ª rassegna di Polesine Cultura da gustare, il 15° anno. Dopo 15 anni si fanno anche dei resoconti o si tirano un po' le somme, insomma, di quello che si è fatto. Quest'anno però non è diciamo, una fine di nulla, ma ci è piaciuto intercettare l'aspetto del teatro, come il teatro ha arricchito, arricchisce le nostre vite ed è protagonista anche delle nostre esperienze enogastronomiche, delle nostre esperienze di convivialità. Il teatro perché? Perché su impulso dell'associazione Tullio Serafin, maestro Tullio Serafin, grandissimo compositore e direttore d'orchestra di Cavarzere, qui rappresentata dalla professoressa Nicla Sguotti, ci ha detto: ma perché non pensiamo, facciamo un progetto anche sul teatro? E il teatro in effetti è una cosa molto importante. Se pensiamo che fin dall'antichità il teatro è quello che ci ha fatto vedere, ha messo a nudo quelle che sono le nostre passioni, i nostri desideri, i nostri difetti, ma anche il nostro essere società, è una cosa estremamente importante. Ma dal teatro viene il sogno, e il sogno nostro di oggi è quello di aver trasformato questa sala in un grande teatro, dove siamo tutti protagonisti, dove tutti possiamo agire una parte consapevolmente o meno, ma dove tutti cerchiamo di interagire. D'altra parte la drammatizzazione del teatro non è altro che la drammatizzazione di quelle che sono le nostre aspirazioni.